Aggiungiamo che un progetto di Lega Coop Veneto ha valutato le ripercussioni socio-economiche della tempesta Vaia sul comparto ittico di Venezia. Il progetto, promosso dalla Lega Coop Veneto e finanziato dai FEAMP, ha misurato a suo tempo gli effetti, sia immediati sia a lungo termine, degli eventi meteomarini correlati alla tempesta Vaia sulle attività di pesca e acquacoltura nel territorio veneto, realizzando un'analisi completa non solo sugli effetti diretti della tempesta, ma anche su quelli dei successivi interventi infrastrutturali di ripristino dell'area costiera. È emerso quindi che il settore a risentire maggiormente della tempesta è stato quello della pesca della camelea gallina, ovunque